sicuramente una manifestazione che ha una sua valenza, speriamo che abbia una risposta a livello nazionale. C'è sicuramente tanta gente ordinata, composta, credo che sia frutto anche di una sensibilità sia dei commercianti e anche dei clienti, perché è vero che siamo una parte del tessuto economico dell'Italia, però siamo una parte significativa, importante, che oggi sta facendo dei sacrifici, sta mettendo mano ove può al portafoglio per poter superare questo momento, e quello che speriamo è di avere delle indicazioni certe, chiare e delle risposte per un futuro, perché ci preoccupa anche la riapertura. Ci preoccupa anche la riapertura perché avrà sicuramente delle regole e non per tutti credo sarà facile poter adeguarsi a queste nuove regole, però siamo fiduciosi, la fiducia è la dimostrazione che siamo qui, altrimenti ce ne saremmo stati volentieri a casa. Certo che è un'immagine questa che rimarrà scolpita in tutti noi, nella storia, nella memoria, perché è una situazione che credo nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere e di dover affrontare. E qui abbiamo un cittadino, magari puoi dirmi te chi sei? Sono Marcon Silvia e sono qui a sostegno delle partite IVA e dei commercianti che stanno attraversando un periodo molto difficile e che hanno bisogno della loro ripresa immediata perché sono davvero in difficoltà. Questo è quello che ci obbligano a fare se non ci danno la possibilità di lavoro, e il lavoro è ripreso dall'articolo 1 della Costituzione, perché l'Italia non è fondata sulle libertà, l'Italia è fondata sul lavoro, che è ben diverso, e quindi adesso ci devono dare la libertà attraverso il lavoro. Che bisogna che cambi, se no qua siamo tutti morti, qua andiamo tutti a terra. Bisogna cominciare a lavorare perché qua se noi potremmo tutti, a parte le chiavi il sindaco, ma le banche tutto ci chiudono. E sono una partita IVA. Non capisco perché ci deve esistere un cittadino di Serie A e un cittadino di Serie B. Come il cittadino di Serie A paga le tasse, noi partite IVA paghiamo le tasse. Abbiamo il diritto al lavoro, il diritto di portare a casa lo stipendio, di mantenere una famiglia, di pagare gli affitti ai nostri affittuari che non siamo in grado in questo momento. Altra categoria perché è arredamento e antiquariato, quindi io ho più a che fare con gli oggetti e dal punto di vista della sicurezza in questo momento sono magari agevolata rispetto a chi ha vestiti o chi ha lavori di contatto, ma sono qua per solidarietà e perché tutto quello che doveva essere messo in atto per una ripresa non è ancora stato fatto e non ha nessuno idea di coordinare un lavoro organico in tutti i tipi di attività. Ovviamente noi siamo una piccola comunità, è un segnale che diamo perché a livello più alto ci sia una mossa.